Eccola. Ma è stata un'emozione unica. Barbara Pozzobon mostra con orgoglio la medaglia d'oro conquistata ai mondiali di nuoto in Giappone nella staffetta mista 4x1500 insieme a Ginevra Tadeucci, Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza. La nuotatrice di Maserata sul Piave, 30 anni, il prossimo 17 settembre in forza il gruppo sportivo delle Fiamme Oro, parla di un successo che per l'Italia a questi mondiali ha costituito una svolta. Un po' ce l'aspettavamo, insomma, sapevo che potevamo vincere, lo sapevamo, l'abbiamo pianificato nei minimi dettagli, però poi arrivare lì comunque ogni frazione è diversa, ci sono 1000 imprevisti e per quanto si possa pianificare tutto alla perfezione, poi è un attimo che le cose non vadano. In realtà siamo riusciti a fare ognuno del nostro meglio e siamo riusciti a ottenere appunto questo primo oro dopo 21 anni che insomma eravamo tutti senza parole, ecco. Questa medaglia ci dà la carica per ripartire il prossimo anno al 100%, consapevoli del nostro livello, di dove siamo arrivati quest'anno e ripartire da qui per il prossimo anno. Dal 6 agosto tornerà a casa Barbara, dove la attenderanno i festeggiamenti dei suoi compaesani e della grande famiglia della Natatorium Treviso. Prima c'è però l'appuntamento di sabato con l'ultima gara di Coppa del Mondo a Parigi. Sono molto fiduciosa, diciamo che questi mondiali in Giappone mi hanno dato una nuova consapevolezza di me, di quello che posso fare, anche perché cioè, quest'anno ho preparato la 10 km, poi mi sono ritrovata lì al mondiale a fare la 5, quindi è stata proprio un'incognita e anzi sono contenta di aver fatto la 5 perché mi ha dato un'ulteriore fiducia e capacità di quello che posso fare. A Parigi la Caimana del Piave sperimenterà le stesse acque dove nel 2024 si disputeranno le Olimpiadi, fondamentale per esserci l'accesso ai mondiali di Doha. Un po' mi spaventa, però allo stesso tempo sono molto curiosa di quello che, potrò fare. Voglio mettermi in gioco, voglio provarci fino alla fine, anche perché ormai siamo in ballo, siamo in 4 ragazze e ne andranno solo 2, quindi bisognerà sgomitare per riuscire a qualificarsi.